Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City, a questa puntata dedicata a una colonna sonora di un film decisamente importante che è stato campione di incassi dalla fine del 2024 ai primi mesi appunto del 2025. Stiamo parlando di questo, Ferzan Özpetek, Diamanti. Oggi abbiamo con noi, diciamo così, i protagonisti di questa colonna sonora, ovvero Giuliano Taviani e Carmelo Travia, e in più anche l'editore musicale di Diamanti, ovvero Alessandro Pinnelli della FM Records. Quindi io direi, ormai sapete più o meno tutto di questo film, di cui abbiamo anche parlato precedentemente in un nostro magazine. Allora io direi di andare direttamente a presentarvi i nostri ospiti. Rieccoci qui, insomma, l'abbiamo introdotti più che esaustivamente e allora a questo punto, caro Massimo, li chiamiamo uno a uno. Allora iniziamo. Ciao Giuliano. Ciao a tutti. Dopodiché, ovviamente, l'altro elemento della coppia, Carmelo Travia. Ciao Carmelo. Ciao. E questa volta anche Alessandro Pinnelli, ovvero l'editore della colonna sonora. Ciao Alessandro. Buonasera, ciao Marco, ciao Massimo. Allora ragazzi, complimenti a tutti quanti per questo lavoro che secondo me, io l'ho scritto, riporta in auge un po' la scuola, diciamo così, nazionale. Mi riferisco al concetto del una colonna sonora con il tematismo, ecco, al centro di questa colonna sonora. E quindi io inizierei, se siete d'accordo, proprio da una domanda che voglio fare sia a Giuliano che a Carmelo, proprio a proposito di questo. In controtendenza con quello che è il trend internazionale, dove insomma di temi se ne sentono poco, si lavora molto sul sound design, sull'elettronica, sui timbri, su quello che io chiamo il leitmood più che il leitmotiv. Voi invece riscoprite, e in una situazione peraltro giusta, perché il film di Özpetek proprio questo tipo di lavoro secondo me lo richiama, ecco, voi riscoprite il tematismo. È un qualche cosa di ragionato, pensato, o è proprio il vostro modo di lavorare? Diciamo che, almeno per quanto mi riguarda, ma anche Carmelo, no? Siamo tutti di una generazione che siamo nati con l'amore della musica per film, sicuramente quella di un certo tipo, come erano quelli di Morricone, con i famosi temi meravigliosi, ma anche con tutto quel mondo minimalista. Non parlo soltanto di colonne sonore, parlo anche proprio di musica contemporanea, ma anche il rock, il punk, cioè siamo una generazione, io stesso dicevo sempre basta con le melodie, le note sono troppo poche, le combinazioni sono state fatte tutte, ora quello che è interessante è il timbro, è il ritmo, sono degli altri aspetti della musica etnica, altri strumenti, ecco. Ci siamo tutti focalizzati con grande divertimento e amore a questo concetto e l'abbiamo spesso anche difeso in delle discussioni. Arriviamo al 2025, ma in verità già è da qualche anno che invece ci troviamo a fare il contrario di quello che abbiamo in fondo sempre anche professato. Perché? Perché noi siamo compositori al servizio del film e di un regista, quindi quello che richiede il regista. Quindi la verità è semplice. Ferzan Özpetek che ci ha chiesto: voglio un tema, voglio il tema tipo Via col vento, voglio il tema tipo Indagine, voglio un tema che la gente quando esce dal cinema lo fischietti. Sembra facile, ma non lo è. Ecco, siamo andati un po' in depressione, diciamo la verità, perché comunque era estate, il tentativo di cercare questo tema, sono stati tanti tentativi, col caldo e con tante cose consegnate al regista, al montaggio, e non andavano bene. Alla fine abbiamo trovato questo tema semplicissimo, che ripeto, per assurdo quasi contraddice, ripeto, quello che abbiamo un po' sempre fatto, no? Per carità, la semplicità è meravigliosa se uno riesce a trovarla, però ecco, è proprio un modus di lavorare, come dicevamo, che in fondo è una novità, cioè riprendere il famoso tema. È vero anche che le serie TV ci hanno insegnato che il tema è fondamentale. È chiaro che il tema può essere anche un suono, non è soltanto una melodia, però in una serie, soprattutto una serie di lunga serialità,
dei temi forti che rimangano nel ricordo dello spettatore sono fondamentali per dare quel senso di unità a tutta la serie TV, se no sarebbero tante musiche sparse. Non è altro che un risotto da far stringere piano piano. Aggiungi il brodo. Abbiamo lavorato tantissimo sulla sceneggiatura e quindi ok, aggiungi il brodo, aggiungi questo non va, questo non va, questo non va, questo va, ma forse sì, forse no. Poi alla fine, per esempio, questa estate magica è stata veramente un'estate magica con Giuliano a mangiare ciliegie. Ti ricordi? C'era il caldo, funzionava il condizionatore a casa sua meglio, ma poi ci vedevamo a riflettere su tema, quello che diceva Giuliano. Ferza ospite che ci ha veramente spronati il tema. Beh, bella scommessa. Lui ci diceva sempre: dobbiamo sentire un tema che sia, quando uno lo ascolta, sia diamanti. Un tema può uscire anche di getto, così, ma dopo averne scritti 30 a quattro mani a casa, insieme, in piedi, dai. È venuto fuori. Poi per quanto riguarda 11 agosto, infatti si chiamava 11 agosto il pezzo. È meravigliosa, 11 agosto. Sarebbe da fare sentire questa a chi pensa all'ispirazione, no? Il concetto di ispirazione, no? Alla fine dai, è venuto, insomma. Assolutamente. A volte, non lo so, scrivi un tema così e va benissimo, oppure ci impieghi tanto tempo, magari ce l'avevi già in testa, però in quel momento lì è stato un momento magico, bello, tranquilli. Facciamo un tema, non pensiamo se è antico. Ecco, questa che è una frase che io e Giuliano, è antico, non antico, anni 60, anni 70, basta, serve quel tema, va bene, c'è l'antico, non c'è il moderno, non c'è nulla. Ma ogni film ha una richiesta diversa. Ogni regista diverso, ogni film è differente e noi il bello del nostro lavoro è proprio quello di doversi adeguare a quel film e alle richieste. È chiaro che la nostra personalità si spera che rimanga sia quando facciamo techno, sia quando facciamo sinfonico romantico. Cioè, qualche cosa spero che rimanga sempre della nostra anche riconoscibilità. Ma noi ci divertiamo tantissimo, il nostro lavoro di musicisti per colonne sonore è proprio questo, dover sfidare. A volte, sai quante volte sono arrivati i registi che hanno chiesto delle cose, almeno io non l'avevo mai praticato, non avrei mai pensato di fare, ed è il bello, e invece siamo stati costretti, tra virgolette, ok, e abbiamo scoperto poi invece che magari alcune cose venivano più facili di quello che pensavamo. Ecco, questo è il divertimento del lavoro quando c'è un'intesa chiaramente con il regista e il montatore. Ma guarda, io da sempre dico che Carmelo e Giuliano sono due compositori camaleontici, perché li ascolto da sempre, lo sanno benissimo, li ammiro. Io anche nel mio libro Game of Scores sulla serialità televisiva, sulle colonne sonore, ho messo tra le migliori degli anni dal 2000 in avanti Made in Italy. Sono riusciti a ricreare, senza essere delle copie di quel periodo, gli anni 50 musicali, ma senza ricalcarli. Quindi già il fatto di essere camaleontici e di diventare anche originali, pur citando qualcosa. L'ho sentito molto con Boris, con Figli, e poi anche con Mameli, che è una delle serie che hanno fatto lo scorso anno, ma soprattutto con Diamanti. Cioè, Diamanti a me è piaciuta perché ho notato un grande sforzo nel creare anche all'interno della stessa colonna sonora una differenziazione tematica, perché ci sono diversi momenti, a parte il tema dei Diamanti che poi diventa canzone con Giorgia, che Giorgia come sempre è stratosferica, però a parte quel tema lì c'è proprio una ricerca tematica. E io amo moltissimo la serie Downton Abbey di un grande compositore inglese che è John Lunn. Mi è capitato di ritrovare quell'armonia romantica, ma più che romantica, sentimentale, quasi echeggiante,
di quel modo di scrivere britannico in un film che poi tra l'altro parla di tante italianità e di tutto un omaggio alle grandi attrici del nostro passato, ma anche del presente. Però ho trovato proprio una scrittura britannica nel modo proprio di approccio al leitmotiv. Questa cosa è involontaria, volontaria? Ditemi voi. È involontaria in caso. La cosa bella di voi critici è che ci fate a volte scoprire delle cose che appunto sono involontarie. No? Poi l'ho visto, devo dire, a tratti, quindi lo ricordo che era un bel prodotto, però devo dire che non me lo ricordo bene perché l'ho visto forse un pezzettino e basta e poi non ho avuto tempo. C'è mia moglie che li vede mentre io dormo e quindi probabilmente mentre dormivo nell'inconscio. Con Giuliano abbiamo esperienze diverse e comunque che vanno a incontrarsi. Giuliano mi ha insegnato come dover scrivere i primi arrangiamenti quando ci siamo conosciuti. No, la tromba lì no, perché non è così, e questo no, perché ci siamo scambiati, ci siamo lanciati la pallina così, per cui non c'è inglese, non c'è americano, non c'è italiano, non c'è nulla. Le nostre conoscenze, la nostra cultura musicale, c'è un po' tutto. Abbiamo passato un po' tutto, no? Nelle nostre esperienze. Giuliano, non so, il punk, io James Brown e lui Nick Cave o i Sonics, io Mozart e lui Bach. Abbiamo messo insieme tutto e continuiamo a fare così, siamo così. Infatti, se posso intervenire, io che sono arrivato in coda a questa cosa, nel senso che io loro non li conoscevo personalmente. Quando li ho conosciuti il lavoro era già stato fatto praticamente. La cosa che ho potuto apprezzare dopo, al lavoro finito o quasi, ascoltando anche delle loro cose vecchie, così per capire, perché insomma mi piaceva scoprirlo, no? Da musicista quale sono o sono stato, non più professionista, comunque avendo in qualche maniera un minimo di cognizione di causa. Mi è piaciuto andare a sentire delle cose vecchie. Massimo ha citato Made in Italy, Figli, e io posso dire solo che loro due, nonostante siano molto umili, hanno saputo in qualche maniera cogliere esattamente quello che il regista voleva, e è vero quello che diceva Giuliano, plasmarsi, ma hanno conservato una grande identità. E questo secondo me è un po' una cosa che spesso manca nei compositori, nei musicisti, che sono troppo prisma, troppo sfaccettati, per cui si riesce fatica a intravedere, mentre io in loro, in questo tema, e ascoltando anche comunque continuo a sentire una coerenza artistica, una coerenza compositiva. Questo secondo me è stato un grande pregio e anche una grande vittoria di questa colonna sonora, che dal mio punto di vista, parlando ora da editore, ho visto un grande successo. C'è la gente davvero, come diceva Massimo, che fischietta, che hanno comprato un numero considerevole di album, non solo del brano di Giorgia, che era ovvio, no? Ma sono stati scaricati, cosa che io non immaginavo, che la gente ancora comprasse online. Il vinile ci può stare, ma c'è stato un notevole download di album, non del brano di Giorgia. Questo qualcosa vorrà dire. Poi io potrei anche citare cose che so, tipo il tema sentito da Mina. Io ho avuto il piacere di sentire un messaggio di Mina vocale che parlava con Ferzan, che diceva ora spero di non, se non lo posso dire questa cosa la tagliate, per favore. Questa Mina che diceva no, questo è, e lo cantava, quindi Mina che cantava il tema al telefono in un messaggio WhatsApp, capito? Questa cosa vuol dire qualcosa. Però prima io ne avevo una da dire a Giuliano, perché dal punto di vista musicale lo conosco da, un po', gli volevo fare proprio una domanda a lui. Tu hai iniziato con la Masseria delle Allodole, stiamo parlando di che anni? 2006 era. Vabbè, comunque 2006. primi del 2000. Tu sei cambiato probabilmente molto, l'hai detto anche tu, arrivavo dal punk, poi sono andato verso la musica tradizionale, che appunto Masseria delle Allodole e via discorrendo. Ho lavorato con te su Caccia al tesoro di Carlo Vanzina. Di Vanzina, ahimè credo l'ultimo film di Vanzina, dove addirittura lo sentivo con la sezione fiati, una cosa molto latina e via dicendo, quindi
adesso lo ritrovo qui in una situazione ancora diversa. Ecco, al di là dei tuoi cambiamenti proprio personali, di evoluzione artistica, come credi sia cambiato invece l'ambiente proprio e il mondo della colonna sonora in generale in questi 20 anni? Allora, bella domanda. È cambiato molto, perché chiaramente è cambiato molto tutto la post-produzione, tutto il modo di lavorare. Le richieste sono cambiate, i referenti sono cambiati, è un grossissimo discorso, no? Sappiamo bene appunto che se prima il referente del musicista era il regista, perché finiva di girare, andava in montaggio a scegliere le buone, e da lì iniziava tutto il percorso, diciamo, del montaggio del film. Invece ormai, sempre per risparmiare il tempo, le produzioni, soprattutto per le serie TV, cioè le serie lunghe, di lunga durata, che chiaramente non possono aspettare 6 mesi che il regista stia sul set, il montatore inizia ormai a montare lo stesso giorno, il secondo giorno di riprese. Questo quindi ha già cambiato tutto. Ora, questo appunto ripeto, un discorso molto vasto. Questo per far capire che la situazione è in continua evoluzione, e le richieste delle produzioni, con l'arrivo anche di Amazon, di Netflix, eccetera, eccetera, richiedono molte cose in una struttura economica invece italiana che invece non regge queste richieste. Tutto questo discorso, ripeto, ora ho detto 2 cose, ma è gigantesco. Ovviamente ne risentono molto i giovani compositori. Io credo che chi inizia oggi si trova delle regole assurde, appunto, che non siamo qui ora a elencare tra queste richieste, no, che fanno, ma loro pensano che sia così, probabilmente perché sono giustamente i giovani e il mondo è diventato così. Forse noi possiamo ancora un po' protestare come stiamo facendo, ma se no vedo che è sempre più difficile. Quindi la possibilità di registrare a casa, vale sia del pop ma anche nelle colonne sonore, ha portato che c'è tantissimi giovani bravi. Io faccio un master a Rovigo, al Conservatorio di Rovigo, faccio vari master e trovo sempre tantissimi giovani veramente molto in gamba. È molto preoccupante il loro futuro. Lo è sempre stato per chi sceglie di fare questo mestiere, lo sappiamo tutti, chi decide di fare un mestiere del genere lo sa che va incontro a delle grandi difficoltà, però le possibilità che i giovani oggi hanno sono pochissime. Dall'altra parte c'è la possibilità di farsi sentire, perché comunque tu puoi produrre a casa a low cost una colonna sonora, e quindi quella può essere una possibilità per trovare il lavoro, ma appunto a condizioni che non permettono di viverci. Ecco, quindi sento tanto fermento, ma ho paura che vada a spengersi, perché il mercato ormai non lo offre più di tanto. Strano poi in una condizione in cui ci sono molte più produzioni rispetto a anni fa, anche se ad esempio mi ricordo che negli anni 70 600-700 pellicole si realizzavano in Italia, per dire che però adesso se vai a sommare le pellicole più le serie televisive, anche non quelle solo nazionali ma anche quelle internazionali, perché vedo molti ragazzi compositori che lavorano con produzioni che stanno all'estero, è stravagante che in un contesto dove c'è molta offerta invece poi c'è poco capitale. Ecco, questo è molto, ahimè, triste. Forse proprio perché c'è tanta offerta. Sì, stavo venendo proprio a te. Su una domanda invece che ci tengo molto, un'altra figura che è stata messa molto in discussione con l'evoluzione appunto della musica da film è proprio la figura dell'editore. Ne siete sempre meno. Molto spesso addirittura il compositore è lo stesso editore di se stesso, produttore esecutivo. Non voglio parlare dei termini tecnici tipo buyout, che probabilmente chi ci ascolta conosce o non conosce. Quanto incide secondo te ancora, o quanto può, o quanto dovrebbe incidere ancora l'editore musicale nel 2024, anzi 25, scusa, sono rimasto ancora... Tu mi fai una domanda proprio che mi colpisci proprio in pieno, perché purtroppo una delle cose che mi ricordo di loro quando ci siamo conosciuti era che mi è sembrato, da quello che mi dissero, che avevano apprezzato proprio il supporto da quel punto di vista che io offrivo, benché fossi arrivato già a metà dell'opera, però per me è fondamentale.
E così dovrebbe essere. Io sono uno che ancora produce in studio, cioè, come mi dicono tutti, alla vecchia maniera. Sono uno che credo che là, che parlo la produzione, sto là, mi seduto accanto al fonico, mi piace che creare questa cosa, ma adesso è davvero molto raro che questa cosa si possa davvero fare, perché non c'è, a parte che non c'è proprio la possibilità, spesso e volentieri, non ci sono le occasioni, perché i compositori lavorano per Netflix, Amazon, Rai, Mediaset, ognuno ha le sue edizioni, quindi si parla solo ed esclusivamente brutalmente di soldi, il che è davvero una cosa sbagliata, perché si perde qualunque appeal con l'arte, con la musica nel nostro caso, cosa che io cerco di faccio di tutto perché questo non avvenga quando ci sono di mezzo io. Ce la metto tutta, chiedendo sempre scusa, andando sempre con i piedi, come dire, in punta di piedi, perché non mai vorrei, no, calpestare l'io di un musicista, però cercando di comunicare, contate su di me. Io lascio vedere, c'ho uno studio, ma quello è l'ultima cosa, se può servire c'è, è uno studio figo, non si possono fare le grandi orchestre, però è uno studio a tutti gli effetti, con un sacco di output, cioè non è un computerino, è un living figo, però ce la metto tutta, cercando di comunicare, se avete bisogno io ci sono, sto qua, cioè parliamo, un musicista, che cosa dobbiamo suonare? Rock, Latin, jazz, chiamiamo qualcuno in grado di suonare bene rock, Latin, jazz. Se io devo fare una batteria vera e deve suonare vera, io voglio un batterista, cioè a meno che tu non vuoi una batteria che suoni finta, allora programmala, ma se noi dobbiamo suonare una batteria finta che deve suonare vera, chiamiamo un batterista. Cioè io faccio 61 anni, sono stato un batterista, ma non a caso batteria, potrei dire la stessa cosa di un non so, di un fagotto, capito? Di un corno, per dirti. Suoniamo sto strumento vero, capito? Quindi non voglio parlare delle acustiche, delle chitarre, sono strumenti che si devono suonare veri. Quindi io sono uno che ci metto l'anima da quel punto di vista, ma ripeto, è sempre più difficile. Io sono stato super fortunato per Diamanti, perché io ci lavoro tutti i giorni col mio lavoro, cerco di essere presente, ma non è così usuale che ti lasciano uno spazio per fare un prodotto bello così. Non c'è l'amore, non si crea, non c'è. Quindi, ritornando alla tua domanda, questa cosa ha influito tantissimo. La musica dovrebbe essere valorizzata, è fatta per essere ascoltata, per essere valorizzata, per essere diffusa, per essere monetizzata, perché spesso e volentieri lo sappiamo tutti che non parlo di eventi e di fenomeni come Diamanti, ma nella maggior parte dei casi quello che uno investe sia in termini artistici, di tempo di un musicista, che in termini economici, spesso non è riconosciuto solo dal film. Quindi in qualche maniera cercare di rientrare, di valorizzare quello che uno scrive, perché io sfido chiunque, qualunque musicista, a lavorare a cottimo, non ce la fanno, perché magari uno dice ok, mi dai meno, faccio meno, ma chi è? Qual è quel musicista che fa una cosa così? Il musicista ci mette comunque sempre l'anima, anche se non parli di Osbetek e di Diamanti, uno ce la mette tutta. Poi certo, ci sono le volte che uno può permettersi di spendere per una grande orchestra, altre ahimè no, però ce la mette tutta. Quindi l'editore dovrebbe continuare a valorizzare questo, quello che i musicisti, i compositori col sudore, torniamo a dire, fanno. Ma non è la sentite la passione di quest'uomo? L'altra volta mi hai raccontato un fatto che vorrei che lo riraccontassi, del tuo incontro. Prima parlavo di Franco Bixio, no? Sì. Quindi che cosa ti aveva detto a te? Sì, esattamente 20 anni fa, avevo appena cominciato, io suonavo ancora, facevo le prove a Trafalgar, che è lo studio di Franco, e il fonico dell'epoca dello studio, l'assistente, me lo presentò perché io gli chiesi di poterlo conoscere, perché lui, come Grammitto Ricci, come Sugar, erano comunque in qualche maniera dei riferimenti importanti, no? E lui mi disse all'epoca: tu vuoi fare l'editore? Stiamo dicendo sì, ho appena cominciato. E sei un musicista? Sì. Ecco, oggi come oggi solo un musicista può essere un editore serio. Questa è una cosa, ed è vera questa cosa, perché andando a rivedere a ritroso i grossi editori, chi li ha creati erano musicisti,
Giuseppe Grammitto Ricci era musicista nel 1846, qualcosa del genere, cioè Vizio e i ricordi, cioè, erano signori musicisti, poi sono dovuti per forza di cose nelle generazioni diventare manager, ma inizialmente, cioè, da lì partivano. Non si scappa, cioè, è un'esigenza quasi che hai, perché io ho sempre prodotto, cioè quando suonavo quasi sviliva il mio essere artista, artista, no? Il fatto che avessi l'input a produrre, a organizzare, a fare. Questa cosa è un po', come dire, poi sicuramente non sono stato un batterista fenomenale, ho lavorato, ho fatto quello che dovevo fare, però era sempre presente quell'istinto in me di produrre, no? Quindi evidentemente chi l'ha fatto prima di me è comunque una necessità, come un'evoluzione necessaria. Quindi tornando a Franco, parole sacrosante. Assolutamente sì, infatti ci tenevo che ripetessi perché sono parole sacrosante, verissimo, ed è vero soprattutto ora, secondo me, in questi anni. Io ci tenevo che essendo proprio un collezionista prima che un giornalista di colonne sonore, io, cioè, oggi come oggi è coraggiosissimo, a parte l'aspetto del coraggio di pubblicare un vinile, ma quanto è importante che ci sia un oggetto fisico. Già la musica è troppo invisibile, è troppo impalpabile, ma quanto è importante secondo te oggi come oggi, in un mercato difficilissimo tra l'altro, torniamo a ribadirlo. È un rimarcare quello che abbiamo detto, cioè un disco, un album, un vinile, una cosa con una copertina poi possibilmente bella come questa, no? Anche graficamente hanno fatto è un modo sublime per subliminare proprio la musica, per innalzare quello che c'è dentro e per rendere merito ai musicisti, anche quelli che hanno suonato. Io ce l'ho messa tutta per non dimenticare nessuno, davvero, guarda, ho riaperto quei file 1000 volte. Quello rimane per tutta la vita. Quello è una cosa che quello rimane per tutta la vita, capito? Non voglio parlare del suono, non tutti possono godere o comunque riescono magari anche a capire la differenza, no? Perché se uno parte dal fatto, vabbè, ma tanto che la fai l'orchestra vera che poi la sentono dentro l'iPhone, che vuol dire? Cioè, infatti. Che vuol dire? Cioè, chi la sente, chi ha modo di apprezzarla e ha un oggetto così, io qua sono circondato, cioè, è una cosa che è inspiegabile. Ed è inspiegabile i messaggi che mi sono arrivati prima che questo album fosse disponibile. Ma dove lo possiamo comprare? Quando si può comprare? Dove sta? Dove non sta? Cosa che io non immaginavo. Ora parliamo davvero di, non immaginiamo le decine di migliaia di copie, però anche fossero solo 100, 200, questa cosa, cioè, fa pensare, no? Cioè, fa pensare che non è proprio tutto perso. Ecco, infatti io su quello volevo andare a sottolineare, perché è importante far capire a chi ancora oggi non sa che cosa vuol dire ascoltare, e torno a ribadire ascoltare, fargli capire come si ascolta, perché quello è fondamentale, come si ascolta un film, come si ascolta la musica. Io lo dico sempre, si dovrebbe tornare al sistema di ascoltare al buio. Vabbè, ve lo faccio vedere allora questo. Mi hai chiamato, te lo faccio vedere dritto per dritto. Sono un grande paraculo perché l'ho fatto appositamente. Siete tutti invitati alla presentazione. È un'opera pazzesca. C'è una mia collaboratrice che è una supervisor che Marco conosce pure, perché insomma che lei l'ha divorato e io pure ce l'ho sul mio comodino, non l'ho ancora divorato tutto perché purtroppo si parla anche di questi due signori sotto, peraltro. Vabbè. La cosa bella è che mi sembra che la cosa che è bello percepire è che in qualche maniera c'è una solidarietà, ognuno nelle sue competenze, per fare in modo che comunque questa cosa rimanga in uno stato di grazia quale deve essere, perché sennò qua siamo retta a questi qua, capito, che ti danno, lui diceva ai giovani compositori che mettono in mano 5.000 euro, fammi la colonna sonora, cioè ragazzi. Comunque
Quando Vai. abbiamo conosciuto Alessandro gli abbiamo detto, ma noi credevamo che la sua figura professionale si fosse estinta, non esistesse più. Siamo rimasti molto colpiti, gliel'abbiamo detto proprio. Ce ne sono pochi, posso dire anche dei nomi, Tony Verona, ad esempio, un altro che ci mette l'anima come te, però questa modalità qui del sentire da parte nostra di avere degli alleati non soltanto su un piano economico, ma su un piano artistico, perché fare questo lavoro è molto complicato, perché ci sono i registi che a volte non gli piacciono, il montatore, il produttore, è pieno di ostacoli, e allora noi abbiamo bisogno di un supporto. Quando lavoravamo con la Cam era così, era proprio il modo di un po' di anni fa, era questo, sentivamo che avevamo una squadra dietro, alle proiezioni, Olga Taferna veniva a supportarci. Oggi appunto Alessandro lo fa e pochi altri, se no è soltanto una questione di contratti ed è molto svilente. Guarda, questa cosa, posso dire una cosa, Giuliano, perché tocchi proprio un tema che a me proprio, come sai, di produzioni ne faccio anch'io, serie TV e quant'altro, come supervisione musicale, ed è vero, i musicisti sono lasciati a se stessi, il più delle volte sono lasciati a se stessi, e allora quando stai dalla proiezione di controllo a semplicemente le spot in session e via discorrendo, molto spesso si sentono dire delle scemenze inaudite. Probabilmente questa solidarietà deriva proprio da questo, dal sentirsi un po' come degli indiani dentro una riserva, sempre più costretti. Devi stare attento, che se no nemmeno il nome mettono, non il mio, nemmeno i musicisti. Cioè, bisogna lottare. Purtroppo, tornando all'inizio, quando dicevamo forse troppa offerta, no? Quello che è successo, la musica è l'unica arte, con tutto il rispetto per tutte le arti, ma che tu senti anche quando non vuoi, cioè è dappertutto, nell'anima proprio di tutti, eppure siamo stati capaci, di distruggerla, nel senso che ormai non vale nulla, ormai la lotta è contro le library online, la musica gratis, cioè tu puoi fare tutto senza, per non parlare di intelligenza artificiale, non voglio entrare in quella cosa pazzesca, però c'è talmente tanta offerta gratis, per cui mia madre che sta a Lecce, che non capisce niente di musica, ora se la pubblicità la sente fatta con un brano di Audio Jungle, di queste library fatte a casa col computerino, o l'ha fatto Giuliano e il Carmelo, ma lei probabilmente manco la perde la differenza. Però il fatto è che chi la filiera va là, la prende gratis, Giuliano, il Carmelo, il sottoscritto, chiunque non c'ha modo di lavorare, questo succede. Troppo freddo. Guarda, io vorrei fare una domanda, non so la vostra età quale sia, ma facciamo finta semplicemente negli anni 90, o chi li ha vissuti come me negli anni 80, se ci avessero chiesto, senti, quella è una libreria e quella è una discoteca dove si vendono dischi, secondo te tra 40 anni uno di quei due negozi chiuderà, qual è che chiuderà? Io avrei detto libreria, conoscendo gli italiani avrei detto libreria sicuro. La realtà è che le librerie sono aperte e gli italiani leggono, insomma, non sono famosi come lettori, e le discoteche sono chiuse. Il problema fondamentale è che come diceva Alessandro, se noi alla mamma di Alessandro gli diamo la qualità, lei capirà poco a poco che quella è qualità. Se continuiamo a dargli fuffa, per loro non sarà differente, perché continueranno a capire che quella fuffa è la normalità. Io che ho una figlia di 16 anni che ancora oggi mi chiede i vinili, sia quelli miei, ma di tutta la musica, perché io poi sono onnivoro, ascolto di tutto, e mi ha fregato i Queen, mi ha fregato gli Iron Maiden, mi ha fregato gli AC/DC, mi ha fregato i Led Zeppelin e di tutto e di più, anche roba italiana. Ora si è fissata con De Gregori, con De André. Ma a parte quello, io ho notato anche frequentando molte fiere del vinile, del CD, della musica, ci sono tantissimi giovani che stanno riscoprendo il valore dell'ascoltare la musica, quello che purtroppo noi televisivamente, culturalmente, socialmente li stiamo togliendo, e quello è il problema fondamentale. Quindi io per questo ammiro Alessandro, che si fa, diciamolo come si dice,
un mazzo enorme, per non dire un'altra parola un po' più volgarotta, per veramente far passare la qualità. Poi a prescindere che veramente in questo lavoro di Diamanti, che io avrò ascoltato a ripetizione, a parte averlo recensito, ma proprio per il gusto di ascoltarlo, e non mi capitava da tempo di ascoltare una colonna sonora italiana a ripetizione, mettendo proprio sul vinile, facendo partire la puntina e godendo nell'ascoltarla. E questo mi faccio veramente un complimento di cuore, perché avete scritto veramente un gioiello. Grazie alle ciliegie, sembra che l'hanno scritto grazie alle ciliegie, perché come Carmelo sa, i cirase scetto portano un po' di dolore allo stomaco, però almeno poi uno quando parte ce ne esce fuori un capolavoro. Anche per farla suonare bene, per avere una delizia, per noi ce l'abbiamo messa tutta, avremmo fatto 10 mastering forse. Vorrei citare in questa bella discussione che abbiamo fatto intanto la Digital Records di Goffredo Gibellini, che ha registrato e missato con gli assistenti Gianluca e Giuseppe. La Roma Film Orchestra. Esatto, esattamente, i solisti, Luca Pincini. Quindi ecco, sempre grandissimi musicisti che vengono a aiutarci a eseguire le nostre musiche, aiutarci in verità sì, perché la nostra musica diventa più bella grazie veramente al tocco di certi musicisti come ad esempio Luca Pincini, ecco. Alessandro Molinari, esatto, Francesco Marchetti, che ha arrangiato il pezzo proprio di Giorgia, che oltretutto è quello più importante, quindi assolutamente va sottolineato. Grandissimo compositore e arrangiatore. A questo punto mi permetterei anche di fare di mandare un ringraziamento a Roberto Rosu, che ha messo le mani sulla voce di Giorgia dopo e ha fatto il mastering per portarlo, insomma. Ci siamo rifatti mandare la voce perché purtroppo Goffredo, nella fretta, perché dovevamo consegnare, ci hanno mandato una voce da Milano che era parecchio compressa, quindi ogni tanto sentivamo delle cose, abbiamo fatto in modo di riavere la voce da originale, che abbiamo rimissato, rimasterizzato. Insomma, è stato un grande lavoro di squadra, veramente. Di squadra e di solidarietà fra tutti. Voglio aggiungere, scusate, siccome io non ho seguito il mix di questi ragazzi, ma in realtà io c'ero perché nella sala attigua dove si faceva il mix cinema di Diamanti io lavoravo a una serie televisiva, Le onde del passato, Giulia Manfredoni a regia, e quindi io ho sentito fino, vi assicuro, allo sfinimento. Non potevo più, cioè io se tutti quanti sentono il pezzo di Giorgia, io no, perché io lo so e voglio salutare il mio amico Alessandro Checcacci, che è il fonico di Diamanti, che ogni tanto entravo e dicevo basta con sta Giorgia, non se ne può più, basta, state entrando anche su una serie televisiva, stop. Adesso vediamo un paio di mesi senza dormire. Io prima di poi lasciare Marco a fare la famosa mitica ultima domanda delle nostre interviste, che lascia sempre basiti tutti coloro che la ricevono, ci tenevo a chiedere a Carmelo e a Giuliano, ma in due, ma come caspita fate? Come fate? Dialoghiamo, stiamo bene innanzitutto umanamente e come dicevo prima, ci lanciamo la palla, tu giochi a centrocampo, io all'attacco mi lanci la palla, no, la prossima partita tu giochi in attacco e ti lancio la palla io, è così. Siamo molto speculari e ormai abbiamo appunto da tanti anni che abbiamo trovato un modo che comunque varia anche da lavoro a lavoro. Io ho un'idea, gliela mando, lui ci lavora, lui ha un'idea, me la manda, io ci lavoro. Può andare bene per il film? No, facciamo una serie di pezzi che ci piacciono di più e poi su quelli lavoriamo. Quindi alla fine non è così strambo la cosa. Diciamo che le serie TV, la mole di lavoro e queste richieste appunto che sono veramente tante, cioè che richiedono ormai di fare tantissima musica in pochissimi minuti, se Marco lo sai bene, ecco, richiede di farsi più che in due, forse anche uno staff, un gruppo. Non vogliamo diventare come gli americani che ce n'hanno 200, però dipende sempre appunto dalla mole di lavoro che devi fare. Fantastico.
Allora, sentite ragazzi, noi concludiamo sempre con una domanda. Sceglietemi una canzone originale di un film. Giuliano, dai, vai, dimmi la tua. Let the sunshine in the air. Ok, quindi vai. Ciao Casuale. a tutti, ciao. Anni 70, Viene da teatro, anche se in verità, però, che viene da diciamo, teatro, anche sì, nel sì, film sì. poi c'è. Carmelo, Smile, classicone Charlie Chaplin, cantato da Nat King Cole, poi peraltro, sì, grande gusto, grande raffinatezza, e infine Alessandro Pinnelli. Io sembrerei volare più basso, cioè quello che, però a me piace moltissimo è Sant'Eusebio. Nino Manfredi. Ricordate questa canzone? Allora, Nino Manfredi, Ciociari, capito? Viva Sant'Eusebio, contadino dell'anima mia. Questo era... Guarda, ce la cantarono anche dal vivo i Fratelli De Angelis quando l'abbiamo intervistati, proprio ed è stato... Prima colonna sonora di... Mi riporta indietro negli anni. Quindi... Ragazzi, io vi saluto, è stato bellissimo parlare con voi. Grazie Massimo, grazie Marco. Grazie per l'ospitalità. Grazie Carmelo, grazie Giuliano. Grazie a voi. Vi aspettiamo a Diamanti 2.